Buonasera a tutti, terza puntata di Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata al volley. Questa sera parleremo dei tanti 3-0 della Superlega di pallavolo maschile, parleremo anche del ciclo di ferro finalmente terminato per la Tonazzo Padova, daremo uno sguardo al mondo arbitrale padovano e parleremo con un importante agente sportivo. Gli ospiti sono pronti, noi anche. Sigla! È stata la giornata dei 3-0, 5 su 6 partite, a conferma di equilibri ancora tutti da trovare e di una sostanziale differenza tecnica tra le prime della classe e il resto del gruppo. Fattore negativo? Può darsi, ma se la pallavolo italiana vuole tornare a competere ad alti livelli con la nazionale è necessario investire su giovani e quindi prendere dei rischi, compresa quella scopola di troppo. O non è forse questo uno degli obiettivi della neonata Superlega? Certo è l'obiettivo della Tonazzo, che ha messo in saccoccia un'altra sconfitta senza vincere set, ma che ha fatto sudare più del previsto la corazzata Perugia, arrivata a Padova probabilmente convinta di passeggiare. Non è stato così, perché la giovanissima truppa di Valdovina ha dimostrato ancora una volta di metterci l'anima, ma anche di commettere una serie di ingenuità che hanno compromesso un secondo set che sembrava quasi in cassaforte. Bella anche la rimonta del terzo parziale con Perugia, che aveva già la testa sul pullman per il viaggio di ritorno. Troppo poco però per togliere quel fastidioso 0 dalla casella dei set vinti. Il pubblico, nonostante il quarto KO per 3-0, ci crede ancora. Al Palafabris c'erano più di 2500 persone che sembrano aver capito che a questo gruppo di ragazzi bisogna proprio star vicini. E poi finalmente la serie di ferro è terminata. Dopo Trento, Modena, Macerata e Perugia, domenica al Palafabris arriva Molfetta, prima della trasferta a San Sepolcro e la gara casalinga con Milano. Anche perché a 0 punti Padova è in bella compagnia, con la differenza che Milano, Monza e Città di Castello, tutte ferme al palo, hanno decisamente speso di più. L'Alto Tevere di Paolo Montagnani le ha prese di brutto da Piacenza, che non ha ancora certezze sul futuro societario, ma in campo cresce di partita in partita. Milano, che ha ingaggiato il 35enne ungherese Peter Vers, alla faccia degli investimenti sui giovani, è stata letteralmente travolta da Modena, ora padrona del campionato con 4 vittorie su 4 partite. Sotto la ghirlandina sognano e forse questa volta sembrano essere sulla strada giusta. A far scalpore è stata invece l'impresa di Verona, che è passata come un rullo sulla fin troppo spavalda Trento, rimessa subito con i piedi per terra dopo un avvio di campionato brillante. La squadra di Stoicev è stata travolta in tutti i fondamentali, denotando una fragilità psicologica poco consona a una squadra che punta in alto. Certo, la giornataccia capita a tutti, ma il KO di Verona ha fatto emergere in maniera vistosa i difetti di questo gruppo. Nessun problema, nemmeno per Treia, che spegne i sogni di gloria di Ravenna, una delle squadre più in forma di questo inizio campionato. L'unico tea break della giornata arriva da Molfetta, dove Latina, trascinata da uno straordinario Hurnout, sfiora il record di set più veloce della storia, vincendo addirittura 25-8 il primo parziale. A proposito di Molfetta, la squadra di coach Di Pinto arriva domenica al Palafabris e non ha certo il fascino e l'appeal di Modena e Perugia, e quindi l'appello per i tifosi scatta in automatico. Certo, non ci saranno da vedere all'opera dei super campioni, non ci sarà la fila per l'autografo Vettori o Atanasiewicz, ma queste sono le partite più importanti per la Tonazzo. Quella in cui si potrà iniziare a dimostrare di essere comunque all'altezza di questa Superlega, magari con il recupero a pieno giri di Capitan Mattia Rosso, un elemento a cui questa squadra non può rinunciare. E allora ha vietato mancare gente della pallavolo padovana.
Eccoci qua, buonasera e benvenuti alla terza puntata di Mani e Fuori. L'abbiamo sentito nella scheda, tanti gli argomenti di questa sera, come sempre con ospiti molto importanti. Parleremo dei 3-0, di questi molti 3-0 del campionato di Superlega e cercheremo di capire se sono un bene o sono un male per la pallavolo, e lo faremo chiaramente sempre con grandi ospiti. Il primo è il palleggiatore della Tonazzo Padova, Santiago Orduna. Ciao Santiago, applauso per te, ben arrivato. Ciao, buonasera. Sei all'esordio in questi studi, a differenza di qualche tuo compagno di squadra, quindi Chi invece non è all'esordio ma è già venuto molte volte è il team manager Sandro Camporese. Ciao Sandro, ben arrivato anche te. Uno dei punti di riferimento più importanti della società della Pallavolo Padova Tonazzo, un amico, un ex giocatore di Padova, soprattutto un grande agente sportivo oggi, Massimo Tomalino. Ciao Max, ben arrivato anche per te. Grazie, buonasera. E poi questa sera, come avevamo detto nella intro, parleremo di mondo arbitrale padovano, in questa realtà importantissima che è la FIPA Padova, e lo faremo con il commissario degli arbitri di Padova, Davide Petanello. Ciao Davide, benvenuto anche per te. Ciao, grazie, buonasera. Come sempre lo studio è semivuoto all'inizio, ma chiaramente, come possiamo dire, si riempirà, scusate, tra qualche istante, perché come sempre avremo una squadra importante. Questa sera avremo il Dream Volley di Piazzola sul Brenta. Cominciamo a vedere con l'aiuto della regia i risultati e la classifica dell'ultimo turno per fare un po' il punto della situazione. Come vi dicevo, tantissimi i 3-0 di questa giornata che Massimo faccio commentare a te, se ne è parlato molto. Ecco qua il quadro completo, avete visto Piacenza, abbiamo detto 3-0 con l'Alto Tevere, Padova che perde 3-0 in casa con Perugia, Macerata che vince 3-0 a Ravenna, l'abbiamo detto nella scheda, poi Verona 3-0 a Trento, Milano che perde in casa 3-0 con Modena, e l'unico tie break è stato quello di Latina a Molfetta. Cosa succede Massimo in questo campionato? Troppo dislivello tra le prime della classe e il resto del gruppo, come abbiamo detto prima? Ma mi pare abbastanza evidente che ci sia una prima fascia di squadre che sono costruite per cercare di vincere in Italia e in Europa, che hanno investito pesantemente e che quindi ovviamente sono giudicati giocatori di una certa esperienza e di un certo livello. È cresciuto un po' di dislivello tra la prima fascia con queste 5-6 squadre e la seconda, tra cui Padova, che ha puntato, poi chiaramente ci sarà modo di parlarne bene, su un progetto che ha bisogno di tempo per essere realizzato. Stessa cosa ha fatto Milano, stessa cosa ha fatto Monza. Attenzione, grossa attenzione al budget, tempo per far crescere i giovani e 3-0. 3-0. Santiago, tu che stai vivendo in prima persona questo inizio di campionato, allora a Padova la cosa bella è che hanno parlato chiaro fin dall'inizio, ovvero hanno detto occhio che quest'anno la musica è un po' cambiata, investiamo sui giovani, non facciamo grandi voli di fantasia. Però comunque 4-3-0 di fila cominciano a farsi sentire all'interno dello spogliatoio, oppure ancora no? Diciamo che noi come squadra dall'inizio avevamo chiaro quello che ci ha chiesto e ci ha detto la società, il tipo di squadra che si era costruita e quello che dovevamo fare in campo. È chiaro che se guardi le prime 3-4 giornate devi giocare contro Trento, Piacenza, Trento, Perugia, Macerata e Modena, e di partenza sapevamo che era duro, poi anche senza Mattia sapevamo che si faceva un po' di fatica. È chiaro che qualche set magari potevamo riuscire a provare a vincerlo perché siamo stati vicini, però con queste squadre così non ti puoi permettere di sbagliare niente. Ti stai comunque divertendo? Sì. Io ho questa impressione. Sì. Da un po' di anni che aspetto di giocare in A1 e adesso è arrivato il momento e io mi diverto. Io mi diverto quando vinco. Sicuro. Adesso non è che, però in campo sì, comunque c'è gente in allenamento, la gente ha voglia di fare bene, quello è chiaro. Però come dicevo prima, contro queste squadre non ti puoi permettere di sbagliare niente. Perché sei arrivato così tardi in A1, Santiago? No, ho avuto la possibilità anni scorsi di andare Vediamo in il A1. Dream Volley intanto che comincia a prepararsi per entrare nella seconda parte della trasmissione. Ci salutano, scusa se ti ho interrotto Santiago, sì. ma è il nostro pubblico della nostra squadra ospite questa sera. Ho avuto la possibilità sempre, mi hanno chiamato anche per andare a fare il secondo, ma io ho preferito sempre giocare, quindi anche avere la possibilità di guadagnarmi in campo, la possibilità di fare la 1. Mi piace giocare, non volevo essere riserva di nessuno, quindi ho continuato a fare la 2 finché l'anno scorso finalmente ho raggiunto l'obiettivo di andare in A1 e di essere confermato. Sandro, tu che vivi lo spogliatoio, tu che vivi le trasferte, ma è vero che è un po' rompiscatole Santiago, in senso buono, nel senso che pretende molto... È molto meticoloso, ma è molto meticoloso, ha ragione.
Però diciamo che è la grande sorpresa secondo me della nostra squadra quest'anno, perché molti potevano avere dei dubbi sul fatto di un palleggiatore che viene dalla 2, lui sta tenendo il campo secondo me in maniera veramente, veramente esemplare. Io sono molto molto contento, sono anche molto contento delle esternazioni che durante qualche time out dà ai giocatori in modo violento, direi in modo violento, perché effettivamente una persona così serve molto sia durante la settimana ma soprattutto serve anche durante stimolo, la no? partita. Sì, sì, è un bello stimolo soprattutto per quei giovani che ogni tanto prendono qualche po' di sonnolenza, hai capito? Allora lui pensa subito di dargli un po' di adrenalina. Sì, vabbè, prenderlo del collo, Sì, basta. basta. Tra l'altro sei stato, lo vogliamo ricordare, sei stato protagonista di una bellissima gag che abbiamo mandato in onda nella puntata scorsa, quella in cui sei arrivato tardi alla partita col cambio dell'ora legale. Non pensare che ci sia scappata, l'abbiamo mandata e ha avuto veramente, veramente un grande successo. Tom, com'è che un giocatore delle caratteristiche di Santiago arriva a 30 anni? Non è un po' tardi, non è che si alza in A1 chiaramente o in Superlega, non è che si alza col passare degli anni la soglia di ingresso nella pallavolo che conta a livello di età. Tu mi vuoi far dire che colpa il suo procuratore, ma io non lo dico mai. Ci ho provato. Perché il suo procuratore è un amico ed è in gamba, quindi non lo posso dire. Ma non so perché, sono poi, insomma, come nella vita ci sono tante circostanze, no, che influiscono. Però do veramente ragione a Sandro e possiamo chiedere anche a Santiago il dettaglio, il particolare, la conferma, che dopo la partita gli ho fatto i miei complimenti per quello che poco possono valere, perché l'ho visto molto sicuro in campo, molto preciso e, come diceva Sandro, un punto di riferimento importante per la squadra. Quindi ci ho tenuto a dirglielo a fine partita. E tra l'altro... Grazie, ringrazio, dai. Devo venire più spesso per tutti questi elogi. Se dovessi mai trovarti male col tuo procuratore, sai che Massimo è disponibile, no Max? Possiamo dirlo? No, poi tende a dire la verità, tra l'altro, quindi nonostante il lavoro che fa. Perché... Che poi una delle cose che mi ha sorpreso, no? Anzi che mi ha divertito nelle interviste che hai fatto in questi anni, che dici che tu vivi sempre l'inverno, perché durante l'estate quando vai in Argentina è inverno e quindi la tua estate la vivi poco. Io prima parlavo con lui, praticamente da 7 anni che sono in Italia, poi avevo giocato altri 2 in Spagna, sono 9 anni che faccio inverno. C'è qualche vacanza, sì, ovviamente se la prendiamo prima di partire un po' di giorni al mare, però sono tanti. Ascolta, però adesso ti hanno preso Quiroga che almeno così ti fa un po' compagnia. Sì. Com'è sto ragazzo? Bravo. Ancora si deve adattare un po', cioè è chiaro che arrivare qua a prima partita, 20-21 anni che c'ha... È partito bene la prima partita, sì. Poi adesso ha fatto un po' fatica, ho visto domenica, ma ci può stare, no? Credo che sia... Sì, ci può stare. Poi abbiamo sempre giocato contro 4 squadre che battono tutti molto bene, quindi siamo andati un po' in difficoltà. Più che altro abbiamo preso tanti ace diretti, poi più o meno la ricezione siamo riusciti a tenere, anche domenica abbiamo ricevuto bene. Sì, discretamente. Poi lui è uno che si impegna, che si allena, che è nato con un pallone di pallavolo, perché a casa sua anche il fratello gioca, il padre, lo zio, quindi di pallavolo ne capisce, è giovane, però vuole far bene. Io intanto chiedo alla regia se mi può preparare anche la grafica della classifica, così diamo un'occhiata e la commentiamo assieme, anche perché Sandro, domenica arriva Molfetta, no? Terza domenica, eccola qua la classifica che la vediamo in sovraimpressione, con questa Modena che sta volando, anche se tutto sommato il calendario che ha avuto fino adesso non è stato impossibile. Poi vediamo Macerata o Treia, che dir si voglia, a 9 assieme a Piacenza e alla sorprendente Ravenna, poi Trento 8, Perugia 7 e via via, come dicevamo, le 4 squadre a 0 punti. Dicevo che domenica arriva Molfetta, terza domenica di pallavolo al Palafabris, e non diamo per scontato però, perché adesso arriva Molfetta, che sia normale vincere 3-0, no? No, direi di no. Tutt'altro è quello che si parlava prima. Spero che la gente riesca anche a capire che non è che sia tutto facile, perché arriva Molfetta, arriva Milano, arriva San Sepolcro, che le cose... È chiaro che abbiamo una partita dove potremo sicuramente esprimerci in modo, spero, più continuo, spero che si riesca a portare a casa qualche set, che sia più di uno per poter portare a casa un buon risultato. Però è la terza partita in casa, spero che sia il terzo quasi pienone come è sempre stato fatto di 2.500-2.800 persone. Questo vuol dire che, malgrado i risultati, la gente piace venire al palazzetto per tutti i vari progetti che sono stati allestiti. Sì, molte iniziative ogni Esatto. Domenica. Per cui vediamo tantissimi giovani, tantissime famiglie giovani che vengono a vedere questa pallavolo. Speriamo da domenica quantomeno di dare un buon risultato. Ecco.
Non voglio... Vedo Sandro con la coda dell'occhio che il Dream Volley sta scalpitando per entrare in studio, sarà uno studio molto affollato nella seconda e nella terza parte, per cui direi che è il momento di chiudere qui il primo blocco, di andare in pubblicità e di vederci tra poco anche con il Dream Volley. A tra poco.